Presidente regionale Crivellaro, direi che la Federazione Italiana Pallacanestro nazionale in questo caso, ma anche con il comitato regionale, si è mossa bene per queste 2 giornate incredibili a Montebelluna di pallacanestro con il supporto e il lavoro di NBA. Sì, devo ringraziare la sede centrale per aver dato al nostro territorio l'opportunità di avere questo bellissimo evento nella nostra regione. E anche insomma, è un modo per noi per far vedere quello che sono le capacità, le competenze che storicamente insomma, come Regione Veneto abbiamo, e quindi metteremo in mostra tutto quello che sono le nostre appunto, capacità per far sì che l'evento sia il più bello e il più bello possibile per i ragazzi e per tutti noi. Lo ha sottolineato anche il segretario nazionale della FIP, sarà oltre che un avvenimento sportivo anche legato, lo ha sottolineato anche lei, ad una gita scolastica, chiamiamola così, a uno scoprire il nostro territorio. Sì, è un'opportunità unica perché appunto è un evento, è una gita che quindi unisce la parte educativa, formativa, quindi con dei ragazzi che fondamentalmente faranno in tutti i sensi una gita di 2 giorni, quindi con tutta la bellezza che ha alla loro età fare queste attività e soprattutto associata allo sport, e quindi siamo veramente contenti di questo abbinamento clamoroso e in più con ovviamente la supervisione di NBA che insomma non c'è certo da dire chi sono. Ci sarà Datome, ci sarà la mascotte dei Chicago Bulls, insomma ci si muove a livello di pallacanestro nella regione. Ci si muove, stiamo appunto anche studiando una serie di iniziative anche con la mascotte dei Chicago Bulls, uscendo da quello che sono i nostri canali consueti della pallacanestro, quindi insomma per cercare di ritornare a questa grandissima opportunità anche insomma da un punto di vista sociale, quindi insomma ci stiamo veramente muovendo per far sì che sia... Che non vuole spoilerare più di tanto. Sì, perché insomma non c'è ancora l'ufficialità, però insomma siamo in contatto con un ospedale della nostra regione, insomma sicuramente per andare a fare una visita a qualche bambino meno fortunato di noi, ecco, quindi non essendoci ancora l'ufficialità, insomma me la tengo un po' stretta, però siamo addirittura d'arrivo. Attendiamo novità, Presidente, buon lavoro. Grazie.